Era alto e forzuto, tanto affascinante da lavorare addirittura in uno spettacolo teatrale, avventuroso eroe da Padova emigrato a Londra cercando fortuna. Fu l'Egitto la grande passione di Giovan Battista Belzoni, cui Padova, sua città natale, dedica una mostra al Centro Culturale San Gaetano. Proprio per chiederne il prolungamento, il consigliere della Lega, Len Luciani, ha scritto una lettera aperta al sindaco Sergio Giordani. La mia proposta è di ricominciare da dove ci si era fermati, nel senso che avevamo e abbiamo attualmente a Padova una delle più grandi mostre di importanza per il personaggio, soprattutto il Belzoni, ed è una mostra internazionale che finalmente mostra al mondo intero un personaggio famoso della città di Padova. Padova ha tanti personaggi famosi, mi viene in mente Cristofori, l'inventore del pianoforte, mi viene in mente la prima donna laureata al mondo. Ci sono moltissimi personaggi che Padova potrebbe anche vendere, no? Perché poi la cultura è soprattutto anche business e anche guadagno, non è solo la parte, diciamo, culturale che interessa. Immaginatevi ad esempio Verona senza Romeo e Giulietta. Verona è riuscita a vendere due personaggi e da tutto il mondo si recano in quella città per visitare la casa di Romeo e Giulietta. E quindi anche Padova aveva e ha questa opportunità finalmente di mostrarsi al mondo e di essere finalmente meta internazionale. Ricordiamoci che Indiana Jones prende spunto proprio dal Belzoni, quindi avevamo e abbiamo un'occasione unica. Io spero che l'amministrazione valuti attentamente, ed è per questo che ho scritto una lettera aperta al sindaco, la prosecuzione di questa mostra, perché stava dando delle grandi soddisfazioni alla città e quindi, come dicevo, per importanza dobbiamo assolutamente proseguire con questa mostra.